Per l'intera giornata Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno lavorato incessantemente alla ricerca di un corpo e di una pistola. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando un passante che transitava per via Motte, a ridosso del canale Zero a Mogliano, ha udito un colpo di pistola. Con poche pedalate l'uomo ha raggiunto il fiume ed ha visto il braccio di un corpo che si stava inabissando. In pochi istanti sul posto sono giunti i carabinieri coordinati dal capitano Stefano Mazzanti e i sommozzatori, oltre all'elicottero dei Vigili del Fuoco del Soccorso Speleologico Fluviale. Secondo la prima ricostruzione, un uomo o una donna avrebbe raggiunto a cavalcioni la metà del tubo dell'acqua che passa sopra il canale ed avrebbe fatto fuoco contro di sé, finendo in acqua. Ipotesi che trovano riscontro nelle parole del testimone, un sessantenne della zona, ritenuto affidabile dagli investigatori, e anche nelle tracce di sangue rinvenute sul tubo. Eppure i contorni della vicenda rimangono avvolti da una fitta coltre di punti di domanda. Il primo, al quale cercano in queste ore di dare una risposta alle forze dell'ordine, è relativo all'identificazione della vittima. Non ci sono denunce di scomparse delle ultime ore neppure nelle province di Venezia e Padova. Il testimone non ha notato alcuna auto giungere o partire dalle vicinanze del luogo dove è stato udito lo sparo, né sul luogo è stata trovata una bicicletta o qualche altro mezzo, circostanza che indicherebbe che la vittima ha raggiunto il canale a piedi. Interrogativi che solo con il ritrovamento della pistola e del cadavere potranno trovare qualche risposta.